È un momento complicato per il Veneto, nel pieno della quarta ondata di coronavirus, che sta aumentando la pressione negli ospedali regionali. A livello complessivo si contano 19.297 cittadini attualmente positivi, con un incremento di 1.283 casi nelle ultime 24 ore. 310 ricoveri in area non critica, 57 nei reparti intensivi, per un totale di 367 e un trend che lentamente tende ai 400 pazienti ricoverati. Una situazione definita gestibile dal presidente Luca Zaia, ma che si somma alla contingenza con il picco influenzale. La gestione dell'attuale livello di ricoveri è una gestione assolutamente di gestibilità, affrontabile. A questo, nella situazione sanitaria del Veneto, si aggiunge un altro fenomeno che l'anno scorso non c'era, ovvero che abbiamo gli ospedali presi d'assalto da tutta una serie di patologie respiratorie che quest'anno pesano. Anche l'ospedale di Padova fa i conti con una situazione severa nei reparti, 70 i ricoveri Covid totali e la terapia intensiva principale sull'orlo della saturazione. A cambiare però rispetto alle precedenti fasi della pandemia è la tipologia di pazienti presi in carico. Abbiamo due tipologie di persone. Da una parte abbiamo giovani non vaccinati che generalmente purtroppo vanno a finire in terapia intensiva e dall'altra parte abbiamo invece l'anziano pluripatologico che per fortuna viene curato bene in area medica. Da oggi per tutti i residenti in Veneto dai 40 anni in su si aprono le prenotazioni per la terza dose di vaccino. Sarà sufficiente accedere al portale dell'ULSS di competenza e seguire la procedura. Il sistema assegnerà automaticamente la prima data disponibile a 6 mesi dalla seconda iniezione. Già oltre 442.000 cittadini hanno ricevuto la terza dose o si sono prenotati per riceverla. In ULSS 6 i posti disponibili sono 130.000 e le somministrazioni inizieranno il 22 novembre.